Vorrei esprimere ancora una volta lo sconcerto per cui la maggioranza, che può esprimere 2 nomi su 3, insiste ancora una volta pervicacemente pensando di scaricare semplicemente sulla minoranza il rispetto delle quote di genere. E questo viene fatto senza che ci sia stato un minimo di coordinamento o di decisione concordata tra le parti. Non esiste che la maggioranza, che fa sempre quello che vuole dentro questo Consiglio, arriva qua all'ultimo secondo e ci dice: noi abbiamo i 2 uomini, arrangiatevi, se volete nel rispetto della legge nominare una donna. L'abbiamo già vissuto col Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo. Non è modo di costruire le condizioni per una gestione condivisa delle nomine che per legge spettano anche in quota parte alla minoranza. E guardi, Presidente, per le necessità organizzative e di attività di Veneto Sviluppo abbiamo accettato questa modalità di lavorare per la nomina del Consiglio di amministrazione. Non abbiamo intenzione di accettarla per quanto riguarda anche il Collegio dei Revisori dei Conti, perché se le cose fossero concordate prima di arrivare in aula, gli esiti sarebbero diversi. Quando si prevede che una nomina tocca in quota la minoranza, non vuol dire che chi ha più numeri viene qua e fa quello che vuole. Si discute e si concorda, perché la previsione di legge che ci sia anche un rappresentante delle minoranze dovrebbe garantire la condivisione e la collaborazione nella gestione dei passaggi. Se invece arriviamo qua ogni volta solo perché voi siete la maggioranza e dobbiamo accettare quello che voi decidete, noi riteniamo questo un atteggiamento insopportabile. Per queste ragioni, a meno che non si sblocca la cosa, poiché non abbiamo intenzione di fare come la volta scorsa, e cioè di nominare organi non coerenti con le previsioni di legge, noi non nominiamo il nostro e teniamo bloccate le nomine del Collegio dei Revisori fino a quando non deciderete di essere persone che hanno intenzione di lavorare come si dovrebbe dentro una nomina che dovrebbe appartenere a tutto il Consiglio. Lo dico non soltanto per questa nomina, lo dico in generale, perché le cose andrebbero concordate e condivise. Ne avete 2 su 3, io voglio sapere sulla base di quale valutazione avete deciso ogni volta che la quota di genere debba essere in carico alla minoranza, e ce lo dite in aula. E quando noi vi diciamo che non siamo nelle condizioni, ve ne fregate. E sapete perché ve ne fregate? Perché nella spartizione interna alla maggioranza delle nomine le donne non ce le avete neanche voi.